Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo pronti, certo che siamo pronti per iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine, anche questa settimana insieme, naturalmente con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno, benvenuti. Tutto bene? Sì, trascorsa. Tutto bene, tutto te avanti. Te lo chiedo tutte le settimane perché sai, da qualche giorno non ci vediamo, poi insomma, però ti vedo. È bello pimpantello. Sì, bello pimpantello, bello ingrassato perché dopo il Covid, eccetera, qualche chilo in più l'abbiamo messo su. E non riusciamo a buttarli via. Insomma. No, almeno io no. Lo terremo anche questo. Vabbè, dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Andiamo subito adesso ad iniziare, anzi prima diamo come sempre lettura dei nostri titoli di oggi. Allora, primo, Adige e Po e anche Adige e Po e viabilità. Si può dire, sì. Adige, virgola, Po, virgola, anzi senza virgola, e viabilità. Poi, sviluppo Delta cosa fare. Poi, altro titolo, Web e ignoranza. Riprende la scuola dopo 6 mesi. Ultimo ma non ultimo, sanità e mala sanità. Questi sono i titoli di oggi che andiamo a sviluppare all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo per una brevissima pausa, ma torniamo per iniziare. Bene, allora abbiamo fatto prima la nostra inserzione, proprio l'inizio, l'avvio, l'intro della puntata di oggi di Made in Polesine, e adesso, allora, primo titolo, Adige Po e viabilità. Perché ne parliamo? Perché ieri, mercoledì, sai che c'è stata la piena dell'Adige nei giorni scorsi e quindi è arrivata anche da noi, e sulla Romea il ponte sull'Adige, caspita, era pieno di legname eccetera, e quindi hanno bloccato la strada. Cos'è il problema? Il problema è che, come sempre, la Romea si dimostra una strada tremenda, perché praticamente era tutto bloccato perlomeno fino alle 15-16 del pomeriggio di ieri. Sì. Da Sant'Anna fino al ponte, e più o meno da Portoviro fino al ponte. E quindi, che dire, prima considerazione, che la Romea è ormai diventata invivibile. E allora, se possiamo dare un consiglio a tutti quelli che si propongono per andare alle regionali, visto che ce ne sono praticamente 18 del nostro territorio che si presentano per diventare, qualcuno consigliere, qualcuno addirittura con la responsabilità di diventare presidente. Quindi, secondo me, tra le priorità da mettere nel nostro territorio è la viabilità. Io sono stato presente a un incontro con Maria Laura Tessani, che tra l'altro dopo parleremo, per una solidarietà che vogliamo dimostrarle, però giustamente diceva, c'è una viabilità che va da nord a sud, mentre nella nostra provincia ha bisogno di una viabilità che va da est a ovest. Sì. E purtroppo la superstrada è bloccata a Boara. Quindi, secondo me, tutti quelli che si presentano devono avere come cosa principale veramente la viabilità delle nostre strade, perché poi viabilità, e ne parleremo poi dopo anche nel secondo step, porta a degli insediamenti industriali importanti. Ricordo solamente il grosso insediamento che aprirà il 21 di settembre di Amazon a San Bellino. Fra poco, anche nello stesso territorio, più o meno vicino ad Arqua Polesine barra Villa Marzana, ci sarà un altro insediamento, forse ancora si potrà fare con l'Ikea. Fatto sta che in quelle zone lì, chi le conosce sa che ci sono paesini che hanno 600-700 abitanti, Frassinelli, San Bellino, cosa c'è poi lì, paesi veramente piccoli, sì, che le case sono cresciute del doppio. Esatto, quindi esatto. Vedi che la cosa, insomma, porta buono. Porta sicuramente beneficio. Certo. Quindi parliamo appunto dell'Adige che in piena e della viabilità che ne risente. Ultima cosa che non ho ancora capito, perché non si può, come una volta, le persone andassero a prendere i rami e i detriti che i nostri due fiumi portano. Sappiamo che se qualcuno si permette di fare questo prende pure una multa. Viene multato, sì. Sarebbe una raccolta gratuita, un servizio che si fa alla comunità perché si liberano i nostri fiumi,
ma ultimo ma non ultimo anche la gente può risparmiare qualcosa, ma siccome quando una cosa è così semplice automaticamente non si può fare. Vabbè. Io mi ricordo quando ero bambino, insomma, che molti andavano negli argini qua del nostro Po, dell'Adige, insomma, e andavano un po' a procurarsi un po' di legname per quanto riguarda la stagione invernale. Mali non facevano. Non riusciamo a capire perché non si possa più fare sta cosa, cioè veramente è una cosa, perché si dice che il legname che viene appunto trovato sulle sponde delle Adige sia inquinato da cosa? Cioè non dobbiamo mica mangiare sto legname, serve per bruciare, serve per, magari sarà qualcosa di riscaldamento, sicuramente c'è qualcosa sotto, ma che ci siamo noi per dirlo, infatti non lo diciamo, però è un grossissimo problema. Da una parte la viabilità, da una parte la pulizia dei nostri fiumi, anche il dragaggio dei fiumi sarebbe cosa buona e giusta, ma è una vita che ne parliamo, e quindi ai nostri proponenti consiglieri regionali mettete questo come, sappiate che questo è un problema da risolvere, mettete questo come priorità. E non a mense, trasporti, le solite cose quando si andava a scuola. Va bene, dai. Ok, brevissima pausa, torniamo per continuare Made in Polesine. E siamo ritornati, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Adesso secondo titolo che andiamo ad affrontare: sviluppo o delta, cosa fare? Allora, abbiamo già parlato nello step sì, precedente che appunto dove ci sono delle strade importanti. Ricordiamo che la superstrada, che purtroppo si ferma a Boara, è anche attraversata da due importantissime arterie autostradali, quindi c'è la parte che va fino al Valdastico e l'altra che si congiunge con la Padova-Bologna, e che i prezzi, tra l'altro, degli appartamenti e del terreno eccetera sono notevolmente aumentati. Grosso business. Sì. Allora mi viene in mente una cosa che ha scritto Adriano Buoso, che è già presidente Fondazione Banca del Monte. Siccome ogni tanto scrive su Made in Polesine, mi fa piacere ricordarlo perché è una cosa che io condivido. I problemi veri di Rovigo e Polesine sono l'isolamento in cui si trova e la desertificazione economica ed abitativa in atto da più di 20 anni. Le responsabilità non sono esterne ma interne, perché la classe dirigente non ha promosso nessun progetto strategico per aggregare i punti di forza, valorizzarne l'intero territorio e costruire i legami territoriali necessari per crescere. E qui fa un appunto: la sinistra Po quindi dovrebbe sviluppare contatti verso Mantova e Lombardia. Sinistra Po vuol dire da Castelmassa o perlomeno anche da Ficarolo verso Bergantino, Melara, Rovigo e Basso Adige verso l'Adige, il Delta verso Venezia e le lagune dell'Alto Adriatico. Il programma di programmazione economica e coesione sociale di Italia Viva evita le storiche lamentazioni e prevede finalmente l'assunzione di responsabilità dei polesani. Volevo evitare di fare un discorso politico, però effettivamente non se ne può fare a meno. Non se ne può fare a meno. E quindi ci vogliono risposte concrete adeguate a questi problemi. Si tratta dell'ultima spiaggia per il Polesine per affermare reti proprie e creazione del valore economico, culturale, turistico, naturalistico, ambientale in una visione strategica concreta possibile che la riguardi. Quindi portiamo questo pensiero che io condivido, penso che tu, certo. lo portiamo ai nostri proponenti consiglieri regionali. Volete diventare consiglieri regionali, prendetevi a cuore questo discorso importante di cercare coesione, di cercare sviluppo, di cercare i fondi per fare strade. A proposito, che fine ha fatto la Romea commerciale? Questo è un progetto che non so da 20-25 anni forse che sì, ma quanti soldi hanno speso per progetti, progettazione eccetera, solamente a livello cartaceo è stato fatto qualcosa, ma però dopo di concreto l'abbiamo visto tutti quanti, insomma, non è stato fatto niente. E anche qua insomma è andata un po' insabbiata la cosa, se vogliamo. Vabbè, e dopo magari basta solo bloccare un ponte e ci sono 18 km di fila da una parte e dall'altra. Vabbè, quindi prendiamo spunto di questo e cerchiamo di dare un suggerimento ai nostri proponenti consiglieri regionali presidenti. Mi raccomando, da tenere in considerazione assolutamente. Vabbè, abbiamo finito con un po' di amaro in bocca. Abbiamo finito questo secondo argomento di oggi. Brevissima pausa, torniamo per ovviamente continuare la puntata di oggi di Made in Polesine.
Ritornati quindi su Radio Diva FM e su anche Made Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, questo è Made Polesine e adesso un altro titolo che andiamo ad affrontare, Web e ignoranza. Detta così insomma non è allora, chi frequenta i social, io sono uno di quelli, effettivamente vediamo che molto spesso c'è una deriva abbastanza offensiva verso chi magari ha delle posizioni diverse dalle nostre, eccetera. E mi viene da prendere spunto dagli attacchi che hanno fatto a una nostra carissima amica, una ragazza di Portoviro, che è Maria Laura Tessarin, tra l'altro che si presenta anche lei per diventare consigliere regionale, ma che soprattutto è una persona che stimiamo tutti e due e reputiamo molto. Però avendo fatto alcune affermazioni che alla gente non sono piaciute, sono cominciati, invece di fare un dibattito dal punto di vista anche dialettico, cioè io ho questo pensiero, tu magari cerchi di farmi capire che dove posso sbagliare. L'hanno massacrata di parolacce, non solo, sia sul fatto personale, ricordiamo che Maria Laura è anche disabile, quindi anche sul fatto veramente, questo lo trovo vigliacco anche per la sua disabilità, e che dire. Bisogna cominciare a rivedere anche un pochino la libertà che si hanno nei social. L'abbiamo detto spesso, questa volta ne prendiamo spunto appunto perché hanno colpito una nostra amica, però effettivamente non si può che tutti possono dire la qualunque. Non so come si può bloccare il tutto. Sappiamo che Facebook e altre piattaforme social hanno degli algoritmi che tu prova a mettere una statua col pisello fuori, te la bloccano, quindi vuol dire che hanno degli algoritmi che possono controllare qualsiasi cosa. Prova a mettere una musica coperta da SIAE, ti bloccano subito. Però se offende una persona, se offende una persona non succede niente. Non va bene, sicuramente. Metti al bando 4-5 parole e vedrai che forse le cose cambiano. E poi tra l'altro chi si permette di fare certe cose, una volta segnalato, deve star fuori dai social, perché sono persone inutili e che fanno solo del male. Al di là di tutto, insomma, una persona non si deve permettere di offendere chiunque. Magari solo perché la pensa in maniera diversa da te, insomma, questo, cioè, la vedo una cosa fuori da ogni logica, veramente. Quindi cerchiamo di mantenere diciamo le parole e mantenere soprattutto il rispetto delle persone, come detto prima, ripeto, non è giusto offendere una persona o caricarla di insulti solamente perché ha il pensiero diverso dal tuo. Insomma, questa la vedo una cosa assolutamente fuori da ogni logica, assolutamente. Perfetto, quindi solidarietà alla nostra amica Maria Laura. Ciao Maria Laura. Ciao Maria. Ciao, ci sentiamo allora tra pochissimo per continuare e naturalmente Made Polesine. E siamo sempre noi, quelli di Made Polesine, e adesso pronti ad affrontare un altro titolo di oggi. Allora, riprende la scuola dopo 6 mesi, anche qua sono successe di polemiche sull'inizio. Poi un'altra cosa, dopo ti do ovviamente la parola. Non vedo perché ogni regione deve, come tutti gli anni, deve iniziare in date diverse. Non so, cioè, a parte che quest'anno poi cosa... c'è la fesseria di cominciare le scuole una settimana prima delle votazioni, bloccare ancora e poi riprendere. Ecco, cioè, questa è un'altra cosa. Fare le votazioni il 6 era troppo brutto? Cioè, domanda, però questa è un'altra storia. Dai. Allora, cominciano le scuole il 14, almeno ufficialmente, sono già cominciate negli asili nido il martedì, il primo, e che dire, io sono andato a visitare la scuola di Taglio di Poppa, che tra l'altro poi ne parlo in velocità. C'era una delegazione del Politecnico di Milano che doveva controllare per fare un progetto importante e interessante appunto nella scuola tagliolese, e tutto è pronto. Allora, sai che si è parlato di 11 milioni di mascherine al giorno, eccetera eccetera. A parte che cioè, veramente la vita è imprevedibile. Cioè, chi pensava che uno potesse diventare miliardario se faceva le mascherine? Era impensabile per tutti, cioè è un business non calcolato, ma proprio non calcolato, proprio assolutamente. Invece 11 milioni di mascherine sicuramente sono un bel po' di soldini. Ricordiamo che nel frattempo in Regione Lazio ci sono stati dei problemi perché hanno rubato, hanno bidonato la regione per le mascherine, d'altra parte per i camici, dall'altra parte, quindi se dopo, questo qua è un inciso, un link, però se dopo l'Europa non si fida di noi, un pochino di ragione
Ce l'abbiamo. Un pochino di ragione Un ce pochino. l'hai. Vabbè, quindi sono cominciate le scuole, penso che come tutte le scuole sono pronte, i famosi banchi con le ruotine, perlomeno a taglio di po' non li ho visti, anzi ho visto i banchi di una volta solo puliti. Era una cosa che avevamo pensato tutti, cioè Sì. se invece un banco ci stanno due ragazzini, nello stesso banco gliene metti uno, non hai più bisogno di comprare 2000 banchi, ma hai bisogno di comprarne 1000. Cioè, no, non è che proprio ci vuole Però sembra una cosa così semplice, un mago dopo, della non finanza so, per non capire so, questo. vabbè. Vabbè. Stesso discorso mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. Come sempre, cominciano le scuole, mancano i docenti, molti docenti non vogliono presentarsi perché hanno paura di prendere il Covid. E che dire, la scuola in questo sistema diventerà sempre più lontana dalla realtà, quindi con delle agevolazioni barra privilegi per chi ci lavora dentro, grossi problemi per chi è precario e rimane precario per una barca di tempo, e grossi problemi per le famiglie, eccetera. Quindi bisogna arrivare, secondo me, visto che parliamo di scuola, parliamo in generale, prima di tutto alla meritocrazia, perché se un professore o un maestro è bravo non deve dopo 40 anni prendere tanto uguale a un lavativo, e questo sarebbe sì. la cosa più semplice, Certo. ma però diglielo tu ai sindacati, eccetera eccetera. Non ce n'è per nessuno. E poi sì, appunto ci vuole un corpo docente che deve essere motivato. Secondo me una delle motivazioni potrebbe essere appunto meritocrazia. Sei bravo, prendi di più. Sei un maestro, un professore somaro, virgola, e ce ne sono, virgola, avvacca, vai a casa, come succede nelle aziende private. Dopo c'è da dire un'altra cosa. Chi decide se un maestro è bravo o l'altro è meno bravo? Beh, Ci sarà dopo altro personale per decidere sta cosa, cioè. vabbè, No, però c'è il guardiano che Guarda, che controlla il guardiano se fa il suo lavoro, cioè, mi ricordo tutta quando una serie ero di bambino cose. ragazzino Vabbè. io, alle Vabbè. medie c'era un professore che non lo voleva nessuno, era un professore di francese, ed era chiaramente uno che non sapeva fare il suo lavoro, però è andato in pensione, ha rovinato un bel po' di generazioni, eccetera eccetera eccetera. Quindi Vabbè. non abbiamo fatto nomi, No, non si può. No, ma sicuramente Assolutamente tutti no. abbiamo nella nostra vita un maestro deficiente o una professoressa che non sa fare il suo lavoro. Però maestro deficiente rende bene l'idea. Sì, quindi e perché un ragazzino deve subirsi, magari una volta, poi i maestri duravano 5 anni, Sì, appunto, sì. oppure magari perché un professore bravissimo è un precario e dopo magari l'anno dopo non può più seguirti e ti viene uno di ruolo che è una testa di minchia. Ma questo Vabbè, dai, chiudiamo qua perché Ma dopo questa è un'altra andiamo storia. forse anche oltre. No, ma è una dura realtà, e effettivamente in paesi che stiamo dicendo che sono emergenti, che vanno alla grande, prova a fare il lavativo in Cina come professore maestro. Sì, non ti passa più. Vabbè, Dai, ci sentiamo tra sorry. poco. Ci In ogni sentiamo- caso Dimmi. ci sono tanti professori maestri bravi, e secondo me sono più frustrati loro che sanno di queste cose, e sono convinto che un po' sono contenti che noi ne parliamo. Dai, ci sentiamo tra poco allora per l'ultimo argomento di oggi. Ebbene, allora siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi, non per questo meno importante, come caspita. diciamo sempre, perché l'ultimo sembra il fanalino di coda, invece no, non è proprio un ordine così casuale. Allora, sanità e mala sanità, altro argomento proprio, dai. Allora, che Cosa dire? dire? Ci hanno veramente massacrato gli zebedei dicendo che la sanità in Veneto è un'eccellenza, la sanità in Lombardia è un'eccellenza. Virgola. Col Covid abbiamo visto che la sanità in Lombardia ha qualche difficoltà, la sanità in Veneto, che fondamentalmente sembrerebbe funzionasse, però mi allaccio a quel grossissimo scandalo che è successo all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento a Verona, che purtroppo 96 bambini sono stati attaccati da il Citrobacter, il batterio, ma probabilmente erano più di uno. I bambini sono stati appunto 96, 4 di questi sono morti, 2 maschi e 2 femmine, e altri 9 sono rimasti cerebrolesi. Allora, perché? Perché dicevano che il problema è
che non erano rispettate le norme di igiene, che non c'era fatta l'assistenza dovuta alle attrezzature, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non dovrebbe succedere, specialmente quando ci vantiamo di essere un'eccellenza a livello mondiale. Che dire? Innanzitutto solidarietà alle famiglie. A questo punto che solidarietà ai dottori è stesso discorso che facevamo prima sul discorso degli insegnanti. Sicuramente ci sono eccellenze nei dottori come eccellenze negli insegnanti, però il fatto che per un'incuria che non si sa di chi è stata, che sicuramente prima di trovare i responsabili passeranno degli anni, che sicuramente i responsabili poi non saranno i vertici ma saranno magari altre persone che hanno responsabilità relative. Questo è una cosa gravissima. Io penso a quelle povere famiglie che hanno perso i bambini, ma soprattutto anche quelle povere famiglie che hanno i figli cerebroresi che per tutta la vita dovranno portare questo fardello. Quindi quando ci vantiamo di avere la sanità più buona, la serietà, eccellenza a livello europeo, magari prima controlliamo un pochino se vale, se è vero. Ecco, quindi questo è un argomento che purtroppo bisognerebbe affrontare molto spesso, senza, come si dice, senza remore, senza fare sempre la differenza, ma noi qua in Veneto e là giù in Meridione, oppure ma noi in Veneto e là dall'altra parte sono scarsi, che stiamo dimostrando che non è vero. Non è vero, assolutamente. Siamo tutti su quella barca. Dai, allora abbiamo concluso il nostro appuntamento. Con mestizia e dispiacere. Sì, esatto, sì, questo l'abbiamo tenuto per ultimo, anche se, come ho detto, l'ordine di solito siamo più leggeri, è casuale, insomma, non è che mettiamo un argomento prima e l'altro dopo. Va bene, dai. Allora, ci sentiamo tra pochissimo allora per i saluti finali. E siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine, però prima di salutarvi, come sempre, facciamo il nostro spottino. Io so che il nostro caro Leandro Maggi questo fine settimana è un po' in giro di qua e di là, insomma. Allora, vuoi dirci dove sarai? Venerdì sono in piazza Taglio di Po perché si presenta la squadra tagliolese di tutte le categorie, e quindi ci sarà la diretta Facebook su Made in Polesine, se volete seguirci questo ci fa piacere. Certo. Poi invece sabato è uno dei primi sabati, ci sono 3 sabati per celebrare il taglio di Portoviro, sono davanti alla chiesetta di San Basilio, che è uno dei posti più belli e più anche di atmosfera del nostro territorio, perché ci sarà un concerto di ocarine molto molto interessante, anche con le ocarine non solo del nostro territorio che sono un'eccellenza, ma anche un ensemble di ocarine di Budrio. Quindi anche qua ci sarà la diretta Facebook, se volete poi venire anche a visitarlo, visto che San Basilio è un posto che merita, c'è questa chiesetta che è straordinaria, e venite per la celebrazione dei 416 anni, mi sembra sia, del taglio di Portoviro. Quindi mi raccomando, venerdì e sabato 2 dirette su Made in Polesine, naturalmente con il nostro caro Leandro Maggi, quindi non mancate, assolutamente. Se avete la possibilità poi tra l'altro di essere presenti proprio fisicamente, meglio ancora, ecco. Va bene. Allora, con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli, l'augurio, e anche Leandro Maggi, naturalmente l'augurio di un buon fine settimana. Facciamo il nostro classico cantalo, facciamo 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.